appuntamento con Onda Libera, come sempre dedicato ai temi del giorno, o almeno a quelli che possono essere considerati tali. Tra l'altro ci sono un paio di puntualizzazioni da fare a proposito di discussioni intorno al centrodestra e nel centrodestra per come si è conosciuto finora, e intorno soprattutto alla sconfitta del sindaco di Pavia Cattaneo. Due spunti interessanti, credo possano venire da due articoli che vorrei proporvi. Poi c'è un capitolo che ha a che fare, al di là delle chiacchiere post-elettorali e del 40-41% al Partito Democratico di Renzi, alle europee, e con tutto ciò che ne è conseguito, comprese le luci e le ombre delle amministrative, con quello che sta facendo il governo in pratica. E in pratica, tra pochi giorni lo sperimentiamo, abbiamo la questione delle tasse sugli immobili in primo luogo, e altre iniziative in tema fiscale, perché venerdì il Consiglio dei Ministri si occuperà delle nostre saccocce, delle nostre tasse, delle tasse da pagare. Quindi anche questo è un capitolo che dovremo affrontare. Poi ci sono alcune novità in tema di Mose e indagini sul Mose, ma partiamo con ordine e vediamo intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre col dato della produzione industriale, più 1,6% su base annua. Dal 2011 è il dato migliore. Ad aprile la produzione industriale torna a salire con un aumento dello 0,7% su marzo, quando era risultata invece negativa. La crescita è dell'1,6% su base annua. Il dato è dell'Istat, che spiega che il rialzo annuo è il più alto da agosto del 2011, peraltro già in epoca di piena crisi. Ma l'altro titolo di prima pagina dell'ANSA è quello che viene da Firenze, la notizia che viene da Firenze di un ordigno contro la sede del Partito Democratico a Firenze. Nessun ferito, annerita la facciata dello stabile, incrinato il vetro. Un piccolo ordigno artigianale definito dagli investigatori un manufatto è stato fatto esplodere la notte scorsa in una corte del palazzo che ospita il Partito Democratico a Firenze, in via Forlanini. Da quanto spiegato non ci sono feriti, solo alcuni danni allo stabile, annerita una facciata, incrinato il vetro di una finestra. Sul posto intervenuti Digos e vigili del fuoco. L'esplosione si è verificata intorno alle 4 di notte. Il piccolo ordigno artigianale, un manufatto, c'è la foto dell'ingresso annerito dopo l'esplosione nella sede del PD di Firenze sull'ANSA, non sembra aver causato fortunatamente alcun danno, solo un po' di polvere nera per terra, e l'ordigno artigianale definito un manufatto appunto dagli investigatori. L'esplosione si è verificata intorno alle 4 di notte e l'ordigno è stato realizzato, il piccolo ordigno, con 3 bombolette di gas da campeggio immerse in liquido infiammabile, tutto sistemato in un contenitore di plastica. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di scoppi e fiamme. Chi ha agito probabilmente ha dato fuoco al liquido infiammabile, che poi ha provocato l'esplosione delle bombolette di gas. Il manufatto era stato lasciato in una corte sul retro del palazzo che ospita il Partito Democratico cittadino e regionale, raggiungibile scavalcando un cancello. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, il 18 di giugno è confermato lo sciopero dei benzinai. I benzinai tengono il punto e ribadiscono la necessità di portare avanti la loro protesta, incluso lo sciopero di mercoledì 18 giugno. Il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico non è bastato per scongiurare lo sciopero. La questione carburanti tornerà sul tavolo del Ministero, della ministra Guidi, che si è impegnata a nuovi incontri la prossima settimana con sindacati, gestori e Unione Petrolifera. Il vice ministro allo sviluppo economico De Vincenti ha detto che la concorrenza nel comparto va ampliata per portare alla riduzione dei prezzi, con l'obiettivo della riforma complessiva del settore. È l'ora di metterci le mani. Le abbiamo già sentite in anni e anni queste dichiarazioni anche su questo settore. Per quanto riguarda invece la questione del centrodestra, credo siano utili le letture di 2 articoli oggi sul quotidiano online diretto da Giovanni Sallusti, L'Intraprendente, il giornale d'opinione dal nord, l'articolo di Federica Dato su Cattaneo, inteso come Alessandro Cattaneo, il sindaco uscente di Pavia, sconfitto al ballottaggio l'altro giorno, mentre un altro articolo compare su formiche.net, che è un quotidiano di informazione politica, e che presenta una lettura della sconfitta di Cattaneo abbastanza particolare. Andiamo con ordine. Sull'Intraprendente l'articolo di Federica Dato: Cattaneo ora rottamare, era il sindaco più amato d'Italia, ha perso Pavia, sulla carta è una delle speranze di Forza Italia, ma non ha mai voluto strappare, archiviare i gerarchi dell'era Berlusconi, timido perfino sulle primarie. Queste elezioni sono una sveglia violenta,
si può solo cambiare passo, non si può essere formattatori, cioè rinnovatori nel centrodestra a metà, non si può lasciare intendere di voler essere il volto nuovo del centrodestra senza buttar via niente alla maniera democristiana. In sostanza è come dire, non ha avuto il coraggio di archiviare Berlusconi, Cattaneo, e non è semplice farlo naturalmente, anche perché Berlusconi ha versato una quantità di contributi a Forza Italia incredibili, dal punto di vista anche semplicemente economico, sono dati usciti l'altro giorno. Ad ogni modo, politicamente parlando, qualcuno ha letto, credo piuttosto giustamente, il risultato del voto a Pavia con un sindaco giovane, capace come amministratore a detta di tutti, e con un voto pulito. La bocciatura di un sindaco di questo genere significa uno schiaffo sostanzialmente a Berlusconi. Qualcuno ha dato questa lettura. In ogni caso, Alessandro Cattaneo è ora qui che deve decidere cosa fare da grande. Non si può essere il domani se non si chiude nel cassetto il passato, almeno un po', scrive Federica Dato sul quotidiano L'Intraprendente di Giovanni Sallusti. A meno di 24 ore dalla sconfitta che gli ha fatto perdere Pavia, con l'amaro in bocca, Cattaneo è costretto a una profonda riflessione, perché dire che ha perso solo per gli scandali tangenti piovutigli addosso a ridosso delle elezioni è non voler vedere la realtà. L'ex sindaco più amato d'Italia, insieme a Giovanni Toti, è stato incaricato da Berlusconi di tracciare una strada differente per il partito. Questo è un dato paradossalmente quasi marginale, perché il problema è che Alessandro Cattaneo è uno che non si sbilancia mai. Delle primarie non ha voluto dire molto, che fosse interessato l'avrebbe intuito chiunque, ma non le ha spinte. Ha accennato timidi cenni in merito alla possibile successione di Berlusconi, si è dimostrato rispettoso degli equilibri passati, non ha mai voluto strappare e rinnovare. La sberla elettorale di queste ore racconta una storia chiara. Questo sistema non funziona più. Forza Italia è in stallo, inevitabile quasi sembra essere adesso un processo di scioglimento del partito, le alternative vanno messe sul piatto oggi, la risposta non è guardare con simpatia ad Alfano, né cercare di accontentare chi al comando è stato per troppo tempo. È cambiata l'era, sono cambiate le regole del gioco e i linguaggi. A Cattaneo si guardava e si guarda con speranza, ma deve scegliere cosa fare da grande. Così il quotidiano L'Intraprendente. Poi c'è l'altro articolo, dicevamo, sul quotidiano formiche.net a proposito della formattazione del formattatore, cioè archiviato pure lui. Promotore di una lista civica, fautore della Leopolda Blu, cioè degli stati generali del centrodestra, a parlare in questo caso è un altro giovane del centrodestra di Forza Italia, Nicolò Fraschini, che ha giocato un ruolo rilevante, scrive il quotidiano online Formiche, nella sconfitta di Alessandro Cattaneo a Pavia, anche se è stato questo Fraschini uno dei più accesi e convinti sostenitori di Cattaneo. Ora si dichiara deluso. Rappresentava una speranza nel radicale rinnovamento e nel rilancio del centrodestra. A lui molti guardavano con simpatia come possibile leader di una grande aggregazione liberale, popolare, riformatrice, alternativa al Partito Democratico di Renzi. Ma al contrario di quanto avvenuto per Renzi, la scommessa della formattazione del centrodestra, cioè del rinnovamento del centrodestra, portata avanti da Alessandro Cattaneo, si è clamorosamente infranta a Pavia, la città che aveva proiettato il giovane ingegnere alla ribalta della scena pubblica, accreditandolo come uno dei sindaci più amati d'Italia e modello pragmatico di buon governo, ne ha vanificato le aspirazioni politiche nazionali. Pavia ha preferito al ballottaggio il rappresentante del PD, Massimo De Paoli, risultato inequivocabile 53,13% contro 46,87%, uno scarto di 2000 voti. Ad avere costretto alla sfida decisiva l'ex enfant prodige di Forza Italia, giocando un ruolo significativo nell'esito finale del voto, sono state le liste create da due dissidenti, per così dire, del centrodestra, l'ex assessore Cristina Angela Niutta e il consigliere uscente Nicolò Fraschini, un giovane aderente alla proposta di Leopolda Blu, cioè in pratica di una specie di assise, come fu la Leopolda per Renzi, del centrodestra. Un rinnovamento, è una proposta che sta mandando avanti parte del centrodestra in queste settimane. Ad ogni modo, la ragione della rottura con Cattaneo da parte di Nicolò Fraschini, questo giovane aderente alla proposta della Leopolda Blu ed ex
alleato di Cattaneo, che però ha creato una lista dissidente che insieme a un'altra ha fatto perdere un po' di voti al sindaco di Pavia uscente anche al ballottaggio. Qual è stata la ragione della rottura con Cattaneo da parte dell'ex alleato Fraschini? Nel 2009, racconta lo stesso Fraschini al quotidiano Formiche, avevo aderito con entusiasmo alla campagna del centrodestra, ero stato eletto consigliere comunale nelle fila del Popolo della Libertà, ricoprendo il ruolo di presidente della commissione istruzione. Poi mi sono dimesso dal gruppo. Perché? Perché, spiega Fraschini, i problemi con Cattaneo, il sindaco di Pavia, riguardavano la principale azienda municipalizzata di Pavia, la ASM, che fornisce i servizi pubblici fondamentali dai trasporti al gas. Ho scoperto e denunciato l'assunzione capillare di figli e parenti di politici locali di destra e di sinistra. A un tratto i potentati della maggioranza di centrodestra hanno spiegato al sindaco che la mia presenza nelle liste a suo favore era incompatibile con la loro, un veto assoluto scaturito dal fatto che la mia battaglia toccava interessi radicati. E così Fraschini ha promosso la lista civica Idea Pavia. Pur senza ottenere risultati eclatanti, abbiamo raccolto quasi il 3% dei consensi al primo turno. Adesioni che, unite al 2% conquistato dall'ex assessore Cristina Niutta, anche lei in rotta con Cattaneo, hanno sottratto al centrodestra i voti cruciali per vincere immediatamente al primo turno. Al ballottaggio non abbiamo appoggiato il candidato del PD, abbiamo scelto di non sostenere nessuno degli sfidanti, racconta ancora Fraschini. Alcuni di noi hanno optato per De Paoli nel segreto dell'urna, ma senza appoggio pubblico, ragion per cui nessuno può affermare che siamo passati a sinistra. La nostra area di riferimento resta il centrodestra. Né nelle settimane di campagna elettorale né durante i mesi precedenti ho avuto occasione di confrontarmi con Cattaneo. Ha ritenuto che fossimo una lista di ragazzini della Pavia Bene e non ci ha degnati di una telefonata. La presunta lista dei ragazzini invece ha contribuito alla sua sconfitta. Abbiamo formattato il formattatore, dice Fraschini. La tanto sbandierata formattazione di Cattaneo era una manovra promossa dall'establishment del nostro schieramento, nulla a che vedere con un'iniziativa concepita da outsider coraggiosi e intraprendenti. Per questo motivo ho firmato, dice ancora Fraschini, il manifesto appello per una Leopolda blu. Nell'idea di una radicale rigenerazione del mondo, liberale, popolare, moderato e conservatore, prefigurata nel contratto per il centrodestra, che sta alla base di questa richiesta di Leopolda blu, vede uno spirito genuino di rinnovamento. Bisogna promuovere le primarie di coalizione, eccetera, eccetera. Tutto il resto è abbastanza discutibile, per la verità, perché Fraschini ritiene che l'unica figura credibile per guidare questo rassemblement sia Benedetto Della Vedova, radicale, già passato con Mario Monti, andato anche al governo, nonostante sia un po' in ombra sul piano politico, anche per la partecipazione al governo come esponente di Scelta Civica, è rimasto riformatore e liberale. Certo che se anche gli alternativi a Cattaneo partono da Benedetto Della Vedova, non sembra che questa idea di Leopolda possa fare passi clamorosi. Giusto per cronaca, però, le cose sono andate così, o meglio, le cose le racconta così un altro dei giovani di quello che fu il centrodestra o Forza Italia, che dir si voglia. Mentre, tornando brevemente all'intraprendente, che tocca un altro tema che toccheremo anche noi dopo, la questione del Mose e delle indagini, c'è un articolo di Francesca Carrarini su tutti gli appalti passati sulla scrivania dell'ex governatore Galan. Tutti innocenti fino a prova contraria, scrive Carrarini, ma col senno di poi è impossibile non guardare ai 15 anni da governatore di Giancarlo Galan con un certo sospetto. Non solo la presunta confidenza mostrata da Galan nell'incassare tangenti a scadenza fissa, come ha evidenziato anche il presidente Luca Zaia, che ha detto che non si tratta più di una mazzetta ma di uno stipendio mensile extra. Questa tendenza mostrata da Galan a incassare tangenti a scadenza fissa che diventano, virgolette, stipendi, fa supporre quella praticità di chi nel settore della mazzetta non è proprio alle prime armi, ma anche tutte quelle voci, dicerie, presunte strizzatine d'occhi, che si sono sommate per tutto il lungo periodo, 15 anni, dell'amministrazione di Galan. Voci che sono affiorate oggi nella memoria dei meglio informati, con la più classica delle affermazioni: io lo sapevo. Doveroso sarebbe il vaglio di tutte le opere e di tutti i progetti passati sopra la scrivania di Galan, a partire da quelli più onerosi, che sono quelli che più spesso si prestano
a intrallazzi strani. Tra questi c'è sicuramente SFMR, è una sigla che sta per Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 10 convogli di superficie, in aggiunta agli attuali delle Ferrovie dello Stato, che dal prossimo 8 settembre, pare, collegheranno la città di Padova con Venezia. Una metropolitana di superficie che i cittadini aspettavano da 13 anni, dal 2001, anno in cui è stata approvata la progettazione da parte del Comitato Interministeriale Programmazione Economica, il CIPE. L'opera comprendeva la costruzione di 172 km di tratte ferroviarie, ristrutturando 162 stazioni con 120 nuovi treni e l'eliminazione di 407 passaggi a livello. Il responsabile del progetto era Renato Chisso, assessore regionale ai lavori pubblici, a cui è stata revocata la delega a seguito del suo arresto per l'inchiesta sul Mose. L'importo già stanziato per questo sistema ferroviario metropolitano regionale dalla Regione per l'infrastruttura è di 273 milioni. Dal 2008 in più la struttura, sistema ferroviario metropolitano, può contare su un contributo statale di 10 milioni di euro all'anno, noccioline rispetto al costo complessivo dell'opera, stimato, come si legge sul sito dello studio di progettazione incaricato, la Net Engineering, con cui Regione Veneto ha peraltro un contenzioso in corso. La stima complessiva del costo è di 4 miliardi e oltre di euro, qualcosa in meno del Mose, già costato oltre 5 miliardi di euro, e a cui dovrebbe aggiungersi un ulteriore miliardo per la conclusione dei lavori. Ma la portata, insomma, è simile. Siamo lì come cifre fra il progetto del sistema ferroviario metropolitano regionale e il Mose. Renato Chisso anche, guarda caso, è quello della BMC Broker. Simili, la similitudine è quella fra questo progetto e il Mose anche per le cifre. 4 miliardi e oltre il sistema ferroviario metropolitano regionale, 5 miliardi e oltre il Mose. La similitudine non è solo nelle cifre, simili sono anche i nomi che ricorrono in entrambi gli appalti. Oltre al già citato Renato Chisso, c'è anche quello della BMC Broker, che è la società della Repubblica di San Marino accusata nel 2013 di avere emesso fatture false alla Mantovani SPA, impresa consorziata al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del Mose. Nel 2006, sotto elezioni, la Giunta Galan decide di stanziare 130.000 euro per una campagna informativa sullo stato di attuazione del primo stralcio della metropolitana di superficie. Informativa su treni fantasma, visto che il sistema, a 8 anni di distanza, è ancora inattivo. Destinatario della somma di 130.000 euro per la campagna informativa su qualcosa che non c'è era proprio la BMC Broker, di cui era socia, di nuovo, guarda caso, Claudia Minutillo, ex segretaria di Galan, arrestata per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale l'anno scorso, insieme al fondatore della BMC di San Marino, William Colombello. L'intreccio tra Galan, gli appalti e l'ex segretaria, però, non si ferma qui. Oltre al Mose e all'informativa su SMFR, cioè Sistema Ferroviario Metropolitano, la metropolitana di superficie, c'è anche la Pedemontana Veneta, la superstrada a pedaggio costruita in project financing, finanza di progetto, che collegherà Vicenza a Treviso. E ne parliamo sulla scorta di questo articolo di Francesca Carrarini sull'intraprendente di Giovanni Sallusti tra poco dopo la pubblicità. Una birra ghiacciata ti dà fastidio ai denti? Soffri di recessione?
Su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, appalti e costruzioni. Tra l'altro, la questione del Mose e quella della metropolitana in superficie sono due capitoli. Il terzo, l'abbiamo scoperto in questi giorni, è la sanità. Soltanto su Padova, cifra che fa pensare, perché qui da Milano ci sono cifre sul settore della sanità che sono molto inferiori a quelle di una città come Padova, con tutto il rispetto. 1.700.000.000 per le opere sanitarie padovane, ospedali, eccetera. E su quel filone della sanità si sta aprendo tutto un altro capitolo che vedremo dove porterà. Intanto però anche la Pedemontana Veneta, scrive il quotidiano L'Intraprendente, l'articolo di Francesca Carrarini, è un altro capitolo interessante a proposito di appalti e di intreccio tra Galan, appalti e l'ex segretaria, la signora Minutillo, la quale è diventata anche imprenditrice manager, diciamo così, della Mantovani, di una società correlata alla Mantovani, vale a dire la Adria Infrastrutture. In ogni caso, che cos'è Pedemontana Veneta? Una superstrada a pedaggio costruita col sistema che gli inquirenti ritengono meritevole di approfondimenti di indagine della finanza di progetto, che collegherà Vicenza a Treviso. Pedemontana è anche il nome della società pubblica nata nel 2002 per promuovere la costruzione della omonima superstrada e che, come spiega Renzo Mazzarro, autore del libro I padroni del Veneto, è stata trasformata nel 2005 in società a maggioranza privata. Un anno prima, nel 2004, la società presenta in regione il progetto di questa infrastruttura, la Pedemontana Veneta, che viene accettato e dichiarato opera di pubblico interesse. Scatta così il contributo pubblico di 243 milioni di euro. Nel 2005 la società si scioglie e rinasce sotto forma di consorzio, altra analogia col Mose, la cui maggioranza delle azioni, prima dell'autostrada Brescia-Padova, risulta essere posseduta da 4 società private. Tra queste 4 società private c'è CPS, Costruttori, Progettisti e Servizi, presieduta da Pier Giorgio Baita, lo stesso Baita, presidente di Mantovani, che è stato arrestato l'anno scorso nell'inchiesta che ha preceduto quella del Mose. Ma tra i soci c'è anche Adria Infrastrutture, presieduta fino al suo arresto dall'ex segretaria di Galan Claudia Minutillo. Adria Infrastrutture faceva capo allora alla società Progetto Adria SPA, di cui era azionista di maggioranza Romeo Chiarotto, il quale era di nuovo anche socio di Baita nella Mantovani. Altro progetto, altra coincidenza, scrive Francesca Carrarini sull'Intraprendente, una coincidenza che era già sospetta ai tempi se consideriamo che la magistratura decise di acquisire tutti gli atti relativi a opera e società, senza però procedere. L'anno successivo però, nel 2006, il presunto business riceve la battuta d'arresto. Il CIPE chiederà alla Regione di affidare l'opera in concessione tramite bando europeo. A vincere, dopo una lunga serie di ricorsi, appelli e controricorsi, sarà la società ATI SIS, che fanno capo a Fininc della famiglia Dogliani, insieme al gruppo spagnolo SACIR e Itinere Infrastructuras. Il costo dell'opera è stato stimato in 2 miliardi e 400 milioni di euro, di cui solo 173 proverranno da fondi pubblici. Un diamante perso per il consorzio della Pedemontana SPA, che oltre ad aggiudicarsi l'opera si sarebbe aggiudicata anche i termini del sussidio pubblico. In stile Galan, anche questa infrastruttura è stata infatti ideata in project financing, in progetto di finanza. Oltre al contributo iniziale di 173 milioni di euro, i cittadini saranno chiamati a pagare il pedaggio alla società costruttrice, che sarà gestore dell'infrastruttura per i prossimi 39 anni. In conto esercizio, però, nel contratto di gestione è previsto anche un contributo pubblico semestrale di 7 milioni e 300 mila euro per i prossimi 30 anni, qualora i volumi di traffico risultino inferiori alle previsioni. In conclusione, i cittadini pagano le tasse anche per pagare le infrastrutture, ma con il project financing pagheranno anche il pedaggio e infine con le proprie tasse anche il contributo pubblico per eventuali ammanchi sul traffico, cioè se il traffico è inferiore al previsto. Effettivamente le tangenti presunte potrebbero essere state un conto troppo salato anche per il nord-est, scrive Francesca Carrarini su L'Intraprendente, il quotidiano diretto da Giovanni Sallusti.
stampa. Poi ci sono per la verità alcune cose da dire anche di nuovo in merito allo scandalo Mose, però stamattina abbiamo parlato della questione delle tasse sugli immobili e sui terreni e sui capannoni e le attività produttive, insomma praticamente tutto ciò che ruota intorno a IMU, Tari, Tasi, IUC. Il caos è in agguato, anzi è assicurato, secondo Sandro Iacometti su Libero, perché le imposte sugli immobili hanno una scadenza da qui al 16 giugno. Ma in particolare c'è una beffa a danno di un paio di categorie, la prima delle quali è particolarmente sensibile, diciamo così, sono gli anziani lungodegenti nelle case di riposo. Vi ricordate che anche all'epoca del governo Monti e dell'introduzione della tassazione sugli immobili si pose la questione di tutelare chi magari ha una casa da tempo, la casa di famiglia o comunque ha vissuto in una casa e poi a un certo punto è costretto ad andare in una residenza sanitaria per anziani perché evidentemente non sta bene, ha bisogno di cure, è in situazione di necessità. Ebbene, fino ad ora e con una serie di battaglie parlamentari, anche in quel caso la Lega fece la sua parte, lo ricorderete, poi alla fine si riuscì, diciamo, a porre il problema e a esentare dal pagamento dell'IMU questa categoria di persone, insieme anche ai militari domiciliati per ragioni di servizio in un comune diverso da quello di residenza. Ora torna la beffa per queste due categorie, che erano esenti dal balzello sulla casa, perché con l'introduzione della Tasi, cioè ti ho esentato dall'IMU, però non vale per la Tasi, perché gli abbiamo cambiato il nome a una parte dell'IMU e quindi adesso tu paghi. Con l'introduzione della Tasi, infatti, non solo gli anziani lungodegenti in case di riposo o residenze sanitarie e i militari dovranno pagare, ma pagheranno apparentemente, paradossalmente, di più di chi ha una seconda casa. Perché? Perché il meccanismo delle aliquote incrociate fra IMU e Tasi ha spinto la maggior parte dei sindaci che avevano già alzato la tassa sulle seconde case al massimo consentito dalla legge a caricare il peso della Tasi, la tassa per i servizi, sulle prime case. Si è applicata quindi in non pochi casi l'aliquota massima del 2,5 per mille e disattendendo quasi ovunque la richiesta del governo di riproporre le detrazioni presenti con la vecchia IMU, alla fine questo significa aumentare il carico fiscale rispetto appunto alla vecchia IMU che godeva di esenzioni. Sulla Tasi non ci sono più. Il risultato è che l'equiparazione delle case non affittate alle prime case salverà sì dall'IMU, ma costringerà gli anziani ricoverati in case di cura e gli esponenti delle forze dell'ordine e della sicurezza e i militari che hanno residenza fuori dal proprio comune per motivi di servizio a pagare un'aliquota più che doppia rispetto a quella base dell'1 per mille. Della svista si era accorto anche il Parlamento, che aveva provato a inserire un correttivo nella legge di conversione del decreto casa, ma il tentativo è andato fallito. Così come nulla è stato previsto per militari e forze dell'ordine. Solo ieri il governo si è svegliato e cosa ha fatto? Ha passato la patata bollente ai sindaci. Il sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi, ha preso carta e penna e ha scritto al presidente dell'ANCI, Piero Fassino, per chiedere di reintrodurre le esenzioni per gli impiegati del comparto difesa, sicurezza e soccorso, di cui nelle delibere comunali non c'è traccia. Il sottosegretario alla difesa Rossi auspica un intervento perché ci sia l'applicazione della previsione da parte degli enti locali interessati di fare detrazioni, di assicurare le detrazioni, anzi le esenzioni per le forze dell'ordine di sicurezza e i militari interessati al fine di evitare inutili contenziosi. Siamo disponibili a ragionare, è stata la risposta del sindaco di Torino e presidente dell'ANCI Fassino. Ma ancor peggio andrà ai genitori che hanno dato la casa in comodato gratuito magari ai figli a causa di un garbuglio sulle soglie di rendita per l'assimilazione alla prima casa. Costoro potrebbero pagare sullo stesso immobile sia una quota di IMU seconda casa, sia una quota di Tasi prima casa. L'inferno fiscale è servito. Orientarsi in questo ginepraio è quasi impossibile per il cittadino comune, mentre la tassa sui rifiuti, l'altra sigla che impariamo a conoscere, la Tari, Tasi, IMU, IUC dovrebbe comprenderle tutte, queste belle tre tasse. La Tari rischia di essere un'ennesima mazzata per gli italiani, scrive ancora Libero. L'imposta comunale, che già si sapeva che avrebbe colpito pesantemente le attività commerciali e le attività produttive,
Si annuncia salata anche per le famiglie la tassa sui rifiuti sostanzialmente. Si pagherà in base ai componenti familiari residenti e tenendo conto dei metri quadri dell'appartamento. La stima di aumento della tassazione sullo smaltimento dei rifiuti a livello nazionale, realizzata dal centro studi REF Ricerche sulla base di un campione, il 25% dei capoluoghi che hanno già deliberato le nuove tariffe, e per sapere quanto concretamente bisognerà pagare nel comune di residenza, la stima rimanda tutto alle delibere comunali, ovviamente di ciascun comune. Ma il primo studio sull'andamento lascia spazio a pochi dubbi. L'aumento ci sarà in quasi tutti i comuni. In alcuni comuni la maggiorazione sarà più evidente, soprattutto se si tiene conto di quanto si pagava nel 2010 e anche di quanto è costato smaltire l'immondizia nel 2013, allora si chiamava TARES o TIA per i comuni che avevano già introdotto questa tassa. Per i nuclei familiari più numerosi il rialzo medio rispetto al 2010 è del 24% in più, secondo la stima pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Le scadenze sono importanti, ma una data unica non c'è e è ammesso il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Per questa imposta dovrebbe arrivare a casa il bollettino precompilato, ma se non si riceve bisognerà fare la fila in comune per scoprire quanto bisognerà pagare di tassa sui rifiuti. L'unica garanzia è che i sindaci dovranno assicurare i pagamenti in 2 rate semestrali. Per il resto bisognerà sempre controllare la scadenza comunale e non tutti i comuni hanno deliberato. Ma non basta, oltre a pagare di più rispetto a solo 4 anni fa, nei capoluoghi analizzati dalla ricerca pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, cosa salta fuori? Che i sindaci hanno recuperato, spalmando l'imposta sui contribuenti paganti, anche l'evasione del tributo. In sostanza, chi già paga, pagherà quest'anno anche una quota maggiorata che andrà a coprire chi evade la tassa. Altro breve stacco, stavamo ascoltando, l'ho detto prima, ne chiedo scusa, Antonio Vivaldi, la sonata per violino in sol minore. Torniamo alla questione del Mose e i mostri della laguna, come li definisce Libero. Un articolo, quello di Cristiana Lodi in prima pagina, sui soldi alle suore per far vincere il Partito Democratico. Di che si tratta? Si tratta in sostanza della vicenda relativa all'elezione a sindaco di Venezia del PD Orsoni, sebbene il PD lo abbia scaricato e viceversa. Ad ogni modo c'è poco da girarci intorno, uno può scaricare finché vuole, l'altro pure, però quella è la matrice e quella era naturalmente chiara a tutti. In ogni caso, che è successo? Il sindaco arrestato di Venezia dice che lui i soldi non li ha mai ricevuti direttamente nelle sue mani,
peraltro Mazzacurati, il numero uno del consorzio Venezia Nuova, dice esattamente il contrario, anzi ai magistrati racconta che quello era particolarmente esoso, voleva più di quello che era stato pattuito e alla fine gli viene dato. In ogni caso, sia come che sia, diamo conto anche della versione del sindaco di Venezia, il quale dice: in mano mia è arrivato niente, non è arrivato nulla. I soldi arrivavano nelle mani di un soggetto misterioso che raccoglieva fondi per il partito e al quale il cassiere di Mazzacurati al Consorzio Venezia Nuova, Federico Sutto, avrebbe consegnato il quattrino senza che il destinatario Orsoni, il sindaco, anzi il poi sindaco, perché i soldi vengono dati prima, sapesse da dove venissero, cioè dal Consorzio Venezia Nuova. Questa è l'ultima giustificazione, scusate mi scappa da ridere, che offre il sindaco di Venezia. Cioè io non sapevo nulla, i soldi non li ho mai visti, non arrivavano direttamente a me. Mi pare di aver sentito che c'erano dei soldi che giravano per un $500.000 di euro, così giravano dei soldi in laguna, trasvolavano sulle acque della laguna e andavano a finire nelle mani di un oscuro funzionario di partito, il PD, in questo caso lo dice esplicitamente il sindaco di Venezia arrestato. Pagava un tale Federico Sutto, quindi avrebbe consegnati a questo oscuro personaggio di partito senza che io sapessi da dove venissero. Cioè questo qui poi arriva, il funzionario di partito del PD, arriva dal sindaco Orsoni e gli dice: guarda qua, ci sta 500.000 euro, li vuoi usare? Ti garantisco io, li ho recuperati io, però non gli dice né che arrivano dal Consorzio Venezia Nuova né altro. Mazzacurati, numero uno del consorzio, invece dice: andavo a casa del sindaco a portare il quattrino. Fin qui i soldi, che peraltro poi vengono registrati, perché c'era la prassi di, l'ha spiegato l'altro giorno un altro dei mostri della laguna, c'era la prassi di registrare regolarmente i contributi, per esempio delle cooperative rosse, attraverso la Coveco del Consorzio Venezia Nuova al partito o al candidato, e dall'altra parte però affiancargli al bianco, cioè quelle somme registrate, il nero, cioè un'analoga quantità in nero. Ci sono quindi i soldi registrati e ci sono i soldi in nero, che accompagnavano i soldi regolarmente registrati. Ci sono poi somme snocciolate da Mazzacurati e dall'amministratore delegato della Mantovani, che è l'azienda capofila del Consorzio Venezia Nuova, Pier Giorgio Baite, e sono cifre che si aggirano sul €500.000, stando alle testimonianze non solo di Mantovani e di Mazzacurati, ma anche del cassiere Sutto, il cassiere di Mazzacurati al consorzio. Stando alle testimonianze di questi tre, questi soldi, €500.000, sarebbero serviti a foraggiare anche la curia veneziana, cioè il patriarcato di Venezia, in cambio, che cosa? Del voto cattolico consacrato a Orsoni, che doveva diventare sindaco, e a scapito dell'allora candidato Renato Brunetta. Quando abbiamo saputo che il patriarcato aveva fatto la sua scelta di campo, cioè Orsoni, ha raccontato Mazzacurati ai pubblici ministeri, allora abbiamo cambiato linea e il contante versato dal consorzio al sindaco Orsoni avrebbe sortito il suo effetto, secondo gli inquirenti. In pratica avrebbe spostato il voto della Chiesa e dei fedeli, tra virgolette, verso il centro-sinistra. 110.000 registrati, €450.000 in nero, che Orsoni avrebbe elargito poi in cambio di schede di voti alle clientele, più altri 450.000 dirottati a un convento, proprio così, il convento di San Francesco a San Giovanni Valdarno, Arezzo, dove vivono e pregano le Clarisse del Cuore Immacolato di Maria. Pioveva dal tetto e le celle, quelle per le suore in questo caso e non quelle del carcere, andavano rifatte. Loro, le Clarisse, negano di aver ricevuto quei soldi. Tuttavia nelle carte della procura e in quelle del consorzio per il Mose risultano registrate singole voci di uscita. Al convento di San Francesco si legge €200.000 più altri 100.000 nel 2008, i 100.000 scuciti dalle aziende facenti capo al Consorzio Venezia Nuova. Sempre da Mazzacurati al convento vanno poi altri €100.000 nel 2009, 30.000 nel 2011, 20.000 nel 2012. Un flusso dalle casse del Consorzio Venezia Nuova proseguito anche a campagna elettorale di Orsoni conclusa. I magistrati, che hanno messo Orsoni ai domiciliari per finanziamento illecito, lavorano per quantificare i fondi neri a suo beneficio nel loro totale. Mazzacurati, dopo l'arresto del febbraio 2013,
Ha raccontato ai magistrati di avere portato i soldi a casa di Orsoni. Gli ho dato fra i 450 e i 500 mila euro, 390 erano in nero, dice Mazzacurati. La Guardia di Finanza verifica e scopre che l'ex presidente del consorzio, Mazzacurati, vede Orsoni per ben 11 volte. 8 lo incontra a casa sua, fra l'8 maggio 2010 e il 26 marzo 2011. Anche a un anno, dunque, dall'elezione del 30 marzo 2010. Significa che il sindaco ha dovuto pagare i conti debiti della sua nomina anche a un anno e più di distanza, se si calcolano anche le suore del Cuore Immacolato di Maria di San Giovanni Valdarno Arezzo. È un'ipotesi. Un buco di un centinaio di migliaia di euro. Possibile? Secondo gli inquirenti è anche possibile. Dunque, quanto è costata in definitiva questa campagna elettorale? E a chi sono finiti tutti i soldi? Agli atti c'è anche un altro passaggio che lega il consorzio Venezia Nuova alla Curia Lagunare di Venezia. Sono gli appunti sequestrati dalla Finanza che riportano i pagamenti fatti fino all'ottobre 2001 dal consorzio Veneto Cooperativo CNV, consegne in denaro cash. Nella lista figura, oltre ai politici locali, fino al 2010, nella lista figura, oltre ai politici locali, anche la Fondazione Marcianum, voluta nel 2004 dall'allora patriarca di Venezia Angelo Scola. 100.000 euro descritti come quota annuale, cioè ogni anno 100.000. Tra i 4 soci fondatori della Fondazione Marcianum del cardinale Scola figura, guarda caso, il consorzio Venezia Nuova. Non si capisce peraltro perché il consorzio Venezia Nuova, che doveva fare un'opera infrastrutturale come il Mose, diventi socio di una fondazione della Curia di Venezia. Presidente del Marcianum viene nominato niente meno che Giovanni Mazzacurati, cioè il numero 1 del consorzio Venezia Nuova. Nel consiglio della fondazione entra anche Orsoni, il futuro sindaco. Nelle 711 pagine dell'ordinanza del GIP Scaramuzza figura poi il nome dell'ex ministro dell'economia Tremonti, che non risulta formalmente indagato. A fare il suo nome l'ex segretaria di Galan Minutillo. Qui c'è la storia già risaputa di Tremonti, che sarebbe stato destinatario di una mazzetta, 500.000 euro, non si sa se finita altrove, per sbloccare dei fondi del CIPE a favore del Mose attraverso il braccio destro di Tremonti, Marco Milanese. Questo per quanto riguarda i soldi alle suore e la domanda numero 1, quanti soldi in relazione alla campagna di Orsoni sindaco nel 2010 e dove sono finiti. In mezzo c'è anche questa donazione, storia strana, mettiamola così, della Fondazione Marcianum, della Curia e dell'allora patriarca di Venezia Scola, mentre un altro articolo, Franco Bechis, stavolta ne è l'autore, su Libero, fa il punto su Galan e sul suo mutuo spericolato. La villa dell'ex governatore di Forza Italia indagato è al centro della questione del mutuo. Per il politico Galan e per sua moglie c'è una rata annuale di mutuo da 150.000 euro, ma i redditi dei due coniugi erano la metà. Domanda: come faccio a pagare un mutuo che complessivamente mi costa in un anno di sole rate annuali 150.000 euro se dichiaro la metà? I coniugi Giancarlo e Sandra Galan, racconta Franco Bechis, avevano effettivamente acceso un mutuo con Veneto Banca per la ristrutturazione della villa in cui si sono sposati a Cinto Euganeo, in provincia di Padova. Quando è arrivata la richiesta di custodia cautelare in carcere per l'ex governatore del Veneto, che oggi è deputato, la prima difesa ufficiosa della signora Sandra Persegato in Galan è stata proprio quella. Ma quali tangenti del Mose per ristrutturare casa? Abbiamo acceso un mutuo bancario per pagare i lavori. Il mutuo in effetti esiste, scrive Franco Bechis oggi su Libero. È un mutuo di importo consistente, ma non chiarisce tutti i dubbi sollevati dall'inchiesta. Tanto più se si confrontano le rate del mutuo con le dichiarazioni ufficiali dei redditi dei coniugi Galan, che indicano entrate ben inferiori alle stesse rate del mutuo sottoscritto. Come sa chiunque abbia acquistato o fatto lavori per la casa bussando alla porta della propria banca, per avere il mutuo è necessario ipotecare casa e presentare alla banca l'ultima dichiarazione dei redditi a disposizione, magari accompagnata dall'ultima busta paga, prima di ottenere il mutuo.
Il mutuo per la ristrutturazione della villa di aspetto palladiano di Galan è stato chiesto dai coniugi Galan a Veneto Banca poco più di un anno fa. Il contratto è stato firmato davanti al notaio Franco Cardarelli di Padova il 22 aprile 2013. Circa un mese prima c'erano stati i primi arresti dell'inchiesta sul Mose, fra cui quelli dell'imprenditore Baita e dell'ex segretaria di Galan Minutillo, che mesi dopo sarebbero diventati i testi della procura contro Galan, raccontando anche della ristrutturazione di quella villa con fondi neri derivati dal Mose. Il mutuo casa era di importo in capitale di 1.850.000 euro, tasso di interesse annuo del 4,21%, durata del contratto 8 anni e 2 mesi. La prima rata da pagare sarebbe stata quella del 31 dicembre 2013 e ammontava, secondo il contratto stipulato, a ben 75.000 euro. Quello stesso importo sarebbe stato pagato dai Galan ogni 6 mesi, per un totale di 150.000 euro all'anno per i primi 7 anni per pagare il mutuo. L'ultima rata, da pagare il 22 giugno 2021, ammonta invece a 725.000 euro. Somme consistenti, anche se una porzione del debito sarebbe stata saldata soltanto l'ultimo anno. Rate però molto lontane dalla capacità di reddito ufficialmente dichiarata dai coniugi Galan, perché entrambi hanno reso pubblica la dichiarazione dei redditi necessaria a ottenere quel mutuo casa. La dichiarazione dei redditi del 2012 presentata nel 2013. Giancarlo Galan ha dichiarato un reddito di 41.000, tenetevi forte, 41.340 euro lordi. Pagate le tasse, diventano 29.700 euro netti. La moglie di Galan, Sandra Persegato, guadagnava meglio, 88.500 euro lordi, al netto 58.516. Insomma, i due coniugi insieme avevano un reddito annuo netto di 88.200 euro, di poco superiore alla metà di quei 150.000 euro netti da pagare ogni anno per le rate del mutuo. Domanda: come hanno fatto a onorare quel debito fin qui i Galan? È uno dei misteri di questa intricata storia, conclude Franco Bechis.
RB356 numero 6, opera 3, L'estro armonico di Antonio Vivaldi. Tornando invece alla questione dei mostri della laguna, c'è da segnalare anche il pezzo di Antonio Massari e Davide Vecchio oggi sul Fatto Quotidiano a proposito dell'uomo nero di Ghedini e la ditta Letta Matteoli, gli appalti spartiti da società vicine ai due potenti e il ruolo dell'avvocato di Berlusconi, per eccellenza l'avvocato Ghedini. Edison, Eni e Enel pagarono oltre 600 milioni di euro nelle casse del Ministero dell'Ambiente. Il PDL e i fondi extra bilancio portati a San Marino, la carriera del partito, il fattore fiducia, i 2 milioni anticipati al governatore Galan, Altero Matteoli e la tangente dal 6,5 al 7,5%, i favori richiesti da Gianni Letta con il ruolo dell'avvocato Ghedini. Adesso l'articolo è lunghissimo, ma inizia con questa curiosa giustificazione per saltare un interrogatorio: non rendiamo altri interrogatori e facciamo un'operazione alla Horta. Può apparire surreale come idea per saltare un interrogatorio, ma questo avevano proposto gli avvocati Piero Longo ed Elisabetta Rubini, soci dello studio Ghedini, a Pier Giorgio Baita, imprenditore che ora sta raccontando il sistema Mose agli inquirenti. A rivelarlo lo stesso Baita: strutturalmente sono un iperteso, dice IPM, però ho una pressione che è controllata dai farmaci e ho rifiutato, nonostante la visita dei 2 cardiologi in carcere, di farmi operare, dicendo che non vedevo il motivo di farmi operare per non rendere l'interrogatorio ulteriore rispetto a quello del 10 e che era mia intenzione rendere un interrogatorio diverso. A quel punto mi è stato detto: beh, se è così, allora non possiamo più difenderti perché abbiamo delle incompatibilità con delle persone. Questa naturalmente è la versione di Baita, come tutte le versioni di arrestati, accusati, in odor di tangenti e via dicendo, da prendere con le pinze. Sarebbe l'inizio di una serie di confessioni che poi tireranno in ballo lo stesso avvocato Nicolò Ghedini, parlamentare di Forza Italia, che secondo Baita sponsorizza l'uomo che costruirà il nero a San Marino per il PDL, anche a Milano e non solo. Ricostruisce il meccanismo delle tangenti Baita destinate all'ex ministro Altero Matteoli e gli appalti affidati su richiesta di Gianni Letta. Al momento né Ghedini né Letta risultano indagati. Il Fatto presenta tutte le dichiarazioni di Baita che chiamano in ballo anche l'avvocato e parlamentare Nicolò Ghedini, il quale sarebbe lo sponsorizzatore di colui che poi costruisce il nero a San Marino con la famosa società BMC Broker, che ben conosceva anche la segretaria di Galan. Di abbuffata dei Berluscones parla ancora il Fatto Quotidiano: tutti i rapporti di Mazzacurati, il dominus del consorzio, che incontra Tremonti e chiede consigli a Gianni Letta. Il manager dichiara ai pubblici ministeri: alcune volte l'ex sottosegretario Letta mi ha portato da Berlusconi perché voleva sapere come procedevamo, il che sembra anche del tutto normale, a dire il vero, trattandosi di grande opera, per essere precisi. Comunque c'è da distinguere, come al solito, il grano dall'olio in queste vicende, e c'è anche un articolo del Fatto Quotidiano dedicato al catalogo delle mazzette, a cominciare dagli involucri: la busta, la valigia, la scatoletta, la borsa. C'è chi le mette sottoterra e persino chi dice grazie. Questo è poco più che colore. Ma di Gianni Letta parla anche Repubblica. Sul Mose spunta Gianni Letta: era il direttore del traffico, indicava le ditte da scegliere. L'ex sottosegretario Letta, intercettato al telefono con Mazzacurati, numero 1 del consorzio Venezia Nuova, sarà sentito a Venezia. Ci chiese di far lavorare Lunardi e altre aziende amiche, ha raccontato Mazzacurati. Anche in questo caso vale quanto detto per Baita, cioè tutte queste affermazioni, racconti e interrogatori poi naturalmente vanno comprovati. Comunque, dice di lui Mazzacurati, di Gianni Letta: lui è l'assicurazione sulla vita. Disse che a Lunardi servivano 500.000 euro perché era stato condannato dalla Corte dei Conti. Che io sappia, Letta non ha chiesto soldi, ma circolava voce che l'appalto a prezzi fuori mercato alla Techintal servisse a questo. Così scrive Repubblica. Abbiamo pagato tutti, dal PDL milanese a Ghedini, perfino a Brunetta. Brunetta quindi sarebbe stato svantaggiato dalle elargizioni nella corsa a sindaco e poi riavvantaggiato in altra maniera, secondo queste deposizioni, ripeto, tutte da vagliare e da verificare. Sono i verbali dell'altro personaggio che sta cantando
ovvero Baita, l'ex amministratore delegato della Mantovani. Non finanziavamo i partiti, ma i singoli politici, ha raccontato l'ex numero uno dell'azienda Mantovani, grande socia del consorzio Venezia Nuova. Mazzacurati aveva un dialogo anche con Cacciari e poi si scontrarono. Insomma, vale più che mai il principio di cui sopra, separare il grano dall'olio, mentre di Galan si occupa anche Stefano Zurlo sul Giornale. Galan, messo alle strette, chiede un incontro con i pubblici ministeri. Il 4 luglio la Camera voterà per il suo arresto. Il procuratore Nordio ha detto che è soltanto l'inizio. Gara contro il tempo, la definisce il Giornale. Domani la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati inizia a esaminare gli incartamenti arrivati dal Tribunale di Venezia. Giancarlo Galan tenta di anticipare i parlamentari, i suoi colleghi, che entro il 4 luglio devono pronunciarsi sul suo arresto. Ha chiesto Galan un incontro con i magistrati veneziani. Tutto questo nelle stesse ore in cui il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, a proposito dell'inchiesta ha fatto un'affermazione apocalittica. Ha detto Nordio che è la fine dell'inizio di una prima fase che avrà ulteriori sviluppi. Un'ordinanza di custodia cautelare, per definizione, non è certo la fine di un'indagine. Quali saranno dunque gli sviluppi della Tangentopoli del Mose? Si parla di un livello romano che sarebbe stato foraggiato dai re Mida del consorzio Venezia Nuova, magari passando attraverso proconsoli in laguna. Si spendono nomi come quello di Giulio Tremonti, presunto destinatario di una tangente passata per le mani dell'ex deputato, suo stretto collaboratore Marco Milanese. L'interrogatorio di Tremonti non è all'ordine del giorno, secondo quel che risulta al Giornale. Tremonti non è indagato. Galan invece continua a proclamarsi innocente e parla di nefandezze altrui. Insomma, prova a buttare la palla da un'altra parte del campo, anche se le accuse contro di lui sono precise e devastanti. Galan sarebbe stato remunerato con stipendio di 1 milione all'anno. È convinto di poter spiegare i 10 milioni che i pubblici ministeri gli contestano. Per questo si prepara al rendezvous che potrebbe avvenire giovedì. In pratica Galan chiede un incontro coi pubblici ministeri. Non sarà un interrogatorio in piena regola, ma un'audizione con le dichiarazioni spontanee di Galan, che così riuscirebbe a sottrarsi alle domande dei pubblici ministeri. Intanto anche l'ex ministro delle infrastrutture Lunardi si chiama fuori dalle indagini. Lunardi, anche lui non è indagato, ma dal mare magnum dell'inchiesta è saltato fuori un verbale firmato da Pier Giorgio Baita, ex presidente Gruppo Mantovani, il socio più importante del consorzio, che chiama in causa Lunardi per un appalto assegnato al suo studio, un lavoro che sarebbe costato 500.000 euro in più del dovuto. Questo per aiutare Lunardi, in difficoltà perché condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 1,5 milioni di euro per altra vicenda. Hanno tirato in ballo, dice Lunardi, un incarico dato al mio studio che riguardava la progettazione preliminare della prosecuzione dell'autostrada A27 da Ponte delle Alpi a Pieve di Cadore. È un contratto limpidissimo, non c'è nulla da nascondere, da 2 anni la finanza ha tutto in mano. Come i giudici calabresi poi cercano di ricostruire la rete di amicizie che avrebbe favorito la latitanza dell'ex deputato Matacena, conclude il Giornale, che salta da un palo a una frasca. E comunque, questo per quanto riguarda Galan, che avrebbe chiesto un incontro con i pubblici ministeri di Venezia. Tre articoli oggi pubblicati sul quotidiano Italia Oggi, il primo a firma di Riccardo Ruggeri,
Una cosa è certa, ma trascurata dai politici: i controlli burocratici per sconfiggere la corruzione sono dei moltiplicatori di corruzione. L'altro articolo, sempre su Italia Oggi, di Domenico Cacopardo, sulla legge e il giudice penale, che non sono certo un ostacolo all'attività di corrotti e corruttori, anche perché, legge Gozzini, c'è un'ingiustificabile indulgenza nei confronti dei condannati. Di Authority anticorruzione, quella del magistrato Cantone, si occupa invece, ancora su Italia Oggi, Tino Oldani. L'Authority di Cantone ha appena 26 dipendenti, il premier Renzi lo ha mandato a combattere con un fucile a salve. Tornando a Ruggeri, vediamo un po' l'argomentazione di colui che pur sempre è stato poi uno dei manager di una società importante della Fiat e il mondo dell'impresa, anche in rapporti con la dirigenza pubblica e i pubblici poteri, lo conosce. Mi sono letto paginate di giornali, guardato la TV, registrato perfino quel che ha detto il Papa sulla corruzione a Eugenio Scalfari, scrive Riccardo Ruggeri, e ora posso immaginare le parole chiave con le quali convivremo. Sono due. Quante stazioni appaltanti? 30.000 come adesso, oppure 3.330, 3 o una sola? E poi, che poteri assegnare al magistrato Cantone? Con una domanda sottintesa: uno come Cantone in quel ruolo serve? Visto che finora nessuno ha fatto questa domanda, ne pongo un'altra con risposta incorporata. Come gestiscono il fenomeno della corruzione gli amministratori delegati dei grandi gruppi industriali privati? Ho fatto l'amministratore delegato per 20 anni, consapevole di un'ovvietà. Tutti noi uomini siamo di natura corruttibili e corruttori. Non esserlo è l'eccezione. Per me l'esistenza di corruttibili e corruttori è un punto fermo, scrive Ruggeri. Lo è lo statale che non fa nulla perché ruba lo stipendio, l'operaio in cassa integrazione che svolge altri lavori, il super manager che usa la cassa in deroga pur avendo deciso di sfilarsi dal paese, il funzionario che mette il fascicolo in cima o sotto la pila per favorire l'amico o il partito e così via. Nasciamo tutti, tra virgolette, per bene. L'investimento sull'educazione civica, sull'etica, sull'esempio genitori-figli dovrebbe essere alla base del vivere civile. Quelli della mia generazione l'hanno avuto, quelle post 68 no. L'amministratore delegato di un'azienda privata sa che deve difendersi dai suoi collaboratori, che possono essere corrotti, concussi dai fornitori, area progettazione acquisti, o dai clienti, area vendita, assistenza tecnica. Sapere pure che in certe gare all'estero l'ente pubblico proponente ha già deciso di assegnarla al costruttore locale e tu sei un pupazzo. Sarebbe troppo lungo elencare le tecnicalità adottate dai paesi del centro-nord europei finto onesti per eliminarti legalmente. E non parliamo delle vendite di prodotti militari. Per le aziende private la corruzione è un tema che riguarda i 360 gradi delle loro attività e può essere sia passiva che attiva. Che fare? Semplicemente gestirla, come tutte le altre problematiche di business. Le doti, per così dire, naturali di un amministratore delegato, non allevato nelle batterie delle società di consulenza o delle banche d'affari, ma nel bosco della vita vera, le doti di un amministratore sono le seguenti. Primo, conoscere gli uomini. Secondo, saperli selezionare seguendo il criterio esclusivamente della professionalità. Terzo, assegnare a ognuno ruoli e responsabilità univoci. Quarto, pagarli come o più del mercato, il tetto è un'idiozia, poi controllarli in modo non invasivo, perché i controlli burocratici anticorruzione sono moltiplicatori di corruzione, e se del caso usare lo strumento del licenziamento in tronco, sulla base non di prove, perché di norma non si trovano, ma della convinzione che è lo strumento fondamentale per fare management. Se vuoi le prove sui corrotti, fai il magistrato. In proposito, racconta Ruggeri nella sua rubrica Il Cameo su Italia Oggi una storia, una piccola storia. C'era una volta il capo degli acquisti di un'azienda che io dirigevo. Mi convinsi, attraverso una serie di segnali, che costui intrallazzasse con un fornitore, un cadetto di una delle principali casate torinesi. Possibilità di provarlo zero. In base al principio della convinzione psicologica lo chiamai, gli dissi che lui stava danneggiando l'azienda
e lo faceva o perché era un corrotto o perché era un idiota. Lo licenziai sollevando il suo sdegno. Mi portò in tribunale. Informai la proprietà che se il corruttore presunto si fosse lamentato con loro, era la prova dell'intrallazzo. Tutti tacquero. Il giorno del processo ritirò la querela. Lasciò Torino, andò a vivere in Riviera, in un'elegante villa, al porto aveva un motoscafo Riva. Fu un licenziamento tardivo di cui mi rammaricai. Qualsiasi organizzazione umana, scrive Ruggeri, ha queste necessità. Per la sua gestione occorrono persone costantemente sul pezzo, che lavorano tanto e tacciono, capaci di scegliere, di motivare, se del caso licenziare i collaboratori, ma mai utilizzare onesti burocrati per controllare l'incontrollabile. Questa modalità di gestire il paese, come fosse una partita di ping pong, cioè un problema e una risposta con schiacciata, ci rende tutti nevrotici. Ripetere che Mani Pulite era meglio dell'Expo, che l'Expo è peggio di Mani Pulite, che il Mose è peggio dell'Expo, poi stare in attesa di cosa sarà peggio del Mose, mi pare ridicolo, conclude Ruggeri. La prima risposta che darebbe chi ne ha viste di tutti i colori non sarebbe quella di mettere un nuovo livello di super controllo in cima alla piramide, ma di sciogliere a muso duro tutte le authority e le direzioni generali, statali, regionali, comunali, che in modo diretto o indiretto hanno gravitato su Expo e Mose. Perché sono colpevoli? Lo dobbiamo fare perché sono colpevoli? Non ne abbiamo le prove, ma siamo certi, per convinzione psicologica, che tutte queste strutture servono a nulla. È certo invece che i controlli dei burocrati per combattere la corruzione sono moltiplicatori di corruzione. Questo per quanto riguarda anche la nuova authority anticorruzione, appunto, di Cantone. Sulla questione degli scandali Expo, Mose, Carige si esercita su Italia Oggi anche Domenico Cacopardo. Questi scandali rappresentano, scrive Cacopardo, l'occasione per dare sfogo al moralismo, per mescolare cause ed effetti, per attribuire a questo o quel partito o gruppo sociale la responsabilità di ogni nefandezza, esclusi i grillini del Movimento 5 Stelle, esenti perché fino ad ora hanno esercitato un potere marginale. Occorrerà vederli alla prova se mai ne avranno occasione. Cerchiamo di mettere un po' d'ordine, scrive Cacopardo. La prima considerazione è che la legge e il giudice penale non rappresentano un serio ostacolo per i corrotti e i corruttori. Nel territorio della procura più agguerrita d'Italia, Milano, il fenomeno si è ampiamente concretizzato, per quel che si sa, per la sanità e l'Expo. Poiché si può ritenere che corrotti e corruttori non siano imbecilli amorali e che tra di loro ci siano attenti calcolatori, questo vuol dire che le probabilità di farla franca sono molto elevate. E poi c'è la questione, a questo proposito, del farla franca, dell'inefficienza del sistema giudiziario e dell'inaffidabilità del regime delle pene, investito il regime delle pene dalla legge Gozzini, una ingiustificabile indulgenza nei confronti dei condannati. Per fare un esempio, negli Stati Uniti le condanne si scontano tutte fino in fondo e solo in fondo si può contare su qualche indulgenza giudiziaria, non esistono sconti capaci di annullare o quasi, come in Italia, le pene. Certo, c'è anche un problema morale. Su questo vorrei suggerire a tanti, soprattutto al magistrato Cantone, la lettura della Favola delle api dell'inglese Bernard de Mandeville, scritta nel 1705, dove si dimostra che l'istinto che regola l'attività umana è quello del possesso, l'arricchimento. Quando questo viene esercitato in un efficiente sistema di divieti e riconoscimenti, produce la ricchezza. Non è in discussione la morale privata dei cittadini, che non compete allo Stato, è da elevare la qualità della legislazione che regola i rapporti civili nel territorio dello Stato. L'ultimo pezzo è quello di Tino Oldani, è la questione dell'authority di Cantone, con appena 26 dipendenti, un'authority che nasce scarsa non solo sotto il profilo generale, come nota Ruggeri, ma nota Oldani anche sotto il profilo della dotazione materiale. Ci congediamo, ci salutiamo qui con una sonata, Rachmaninov, sonata per pianoforte e violoncello, opera 19. Buon ascolto e buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.